Cancia, la frana, è stato ovviamente un disastro per i residenti, ma è fuori discussione che i detriti che hanno invaso la strada statale 51 di Alemagna, scollegando Cortina d'Ampezzo, che è diventata raggiungibile solo passando da Oronzo, hanno creato un problema di non poco conto alla viabilità e di questo si è occupato un vertice svoltosi nel municipio di Borca di Cadore dopo che il prefetto di Belluno, Antonello Roccoberton, si era rapportato sulla sommità della frana accompagnato dal consigliere provinciale delegato alla protezione civile. La statale 51 di Alemagna verrà riaperta, salvo imprevisti dell'ultima ora, domani mattina alle 7. Questi erano gli accordi, oggi verrà fatta comunicazione ufficiale da parte di ANAS. Comunque il giorno 19 alle 7 di mattina sarà aperta. Stanno tentando di svuotare il più possibile le case che sono fronte strada, perché nel momento in cui verrà riaperto il traffico in maniera normale, perché dopo possono passare tutti, a quel punto là c'è un problema di dove mettere il materiale e di come sgomberare il materiale dalle case fronte strada. La 51 verrà riaperta il 7 e ci sarà una procedura di allerta nel momento in cui c'è una colata in corso, abbiamo due vedette. C'è pioggia prima. Chiaramente c'è la pioggia che attiva i due volontari che salgono in vedetta e dopodiché questi comunicano ad ANAS che c'è una colata in corso, se c'è speriamo non ci sia, e a quel punto là da remoto, dalla sala operativa di ANAS che è H24, verrà attivato il semaforo e dopodiché i nostri volontari di protezione civile partiranno per sbarrare la strada proprio fisicamente.